João Pinto al termine dell'incontro vinto dal Trissino a Grosseto, avete dilagato nel finale, è stata una bella partita, comunque il Trissino dimostra che in questo momento della stagione sembra fuori portata, anche questa sera più di 10 gol segnati, anche un bello spettacolo perché a Grosseto avete raccolto l'applauso del pubblico locale. Sì, è stata una gran partita, era una partita molto difficile per noi, venire a Grosseto dopo la sosta, giocare contro Grosseto a casa è una delle trasferte più difficili dell'anno, sapevamo che era difficile oggi. Massimo lavora molto bene nelle sue squadre, è un allenatore molto laureato, più vincente d'Italia, sapevamo che lui sempre se fa qualcosa di diverso e la partita, secondo me il risultato non specchia la difficoltà che abbiamo avuto in partita. Il portiere del Grosseto ha parato molto bene, il nostro ha parato molto bene, è un grande spettacolo di hockey e siamo molto contenti per i 3 punti che sono importantissimi. Manca una giornata alla fine del campionato della regular season, vi state approcciando oramai da favorita con la Coppa Italia, diciamo così, in bacheca. Stasera è stata molto difficile, come dicevi tu, però mancano a questo punto gli ultimi 3 punti per completare, diciamo così, quello che è il vostro obiettivo, perché chiaramente voi non vi nascondete più. Sì, noi adesso dobbiamo vincere prima a giovedì a Santomé per Champions e dopo con Valdagna l'ultima di campionato, che è quello che stiamo parlando. Dobbiamo vincere sì o sì, è una partita a casa nostra, è un derby e dobbiamo fare i 3 punti che sono fondamentali per noi, per i nostri obiettivi e continuare a lavorare uguale. Senti, allora, soprattutto un in bocca al lupo e complimenti per questa sera, visto che entriamo nella fase cruciale, che poi fra poco le partite si susseguiranno al ritmo di 2-3 partite a settimana, dici anche un po' com'è la situazione dal punto di vista fisico dei tuoi ragazzi. Un'altra volta noi purtroppo, non so perché, Gioele è rientrato con infortunio nazionale, starà fuori un bel tempo, purtroppo è meglio che non dico niente perché magari può succedere qualcosa contro di me, quindi sto zitto, recuperiamo Gioele. Dobbiamo recuperarlo noi, viene infortunato da Montreux, prima Giulio, adesso Gioele, andiamo avanti, speriamo di recuperarli e avere la rosa completa. Complimenti per questa sera, allora in bocca al lupo per la post season. Grazie mille anche a voi.